Basta trafficanti di grano! Salviamo il nostro futuro! Avanti le bandiere! Più di 1500 agricoltori da tutto il Veneto, tra loro anche 350 padovani in piazza a Rovigo per fermare l'avanzata del grano straniero nel mercato italiano, un fenomeno che ha portato ad un crollo delle quotazioni. Noi non possiamo accettare che i prezzi delle nostre merci siano così sviliti, c'è una competizione, una concorrenza spaventosa soprattutto di prodotto che proviene dall'estero, soprattutto il prodotto canadese, e questo è un grandissimo paradosso perché anche nelle borse merci, lo stiamo vedendo in questi giorni, il prodotto canadese è quotato 5 euro in più del nostro prodotto, del nostro grano italiano. Questa è una cosa che per noi è inammissibile. Siamo qui oggi in migliaia a far sentire la nostra voce, a portare le nostre proposte. Saremo in visita dal prefetto per portare tutta una serie di proposte e di iniziative che vogliono cercare di superare questa situazione di stallo. Maggiori controlli, maggior attenzione anche alle entrate e ai porti per quanto riguarda i nostri prodotti. Manifestazioni simultanee in tutta Italia per sottolineare come, nonostante gli aumenti generalizzati dei prodotti, ai produttori agricoli non siano arrivati maggiori guadagni. Un chilo di pasta oggi si aggira attorno ai 2 euro al chilo, ma agli agricoltori viene corrisposto appena 28 centesimi al chilo per il grano. Le speculazioni, gli accordi commerciali e purtroppo anche gli andamenti climatici stanno compromettendo questo settore. Chiediamo risposte concrete, chiediamo delle soluzioni come quelle che proporremo oggi al prefetto attraverso la funzione del governo per dare delle risposte urgenti ai nostri cerealicoltori che sono i produttori di materia prima per filiere importantissime anche per il nostro territorio, dalla zootecnia da carne a quella da latte.